Valle dalle gare santica possessione, non vos valle dalle gare santica possessione. Allora tanti auguri, ti ritorni alla Sara? Sì. Arrivederci. Grazie della visita. Grazie a lei. Molti auguri. Dietro è bellissima, eh? Vedi com'è quella settatura? Bellissime le pieghe di questa veste qua. Le pieghe. Oh, questa è da casa, non è... Vabbè, questo me l'ha vista le bambole, le ho viste. Sì, le ho viste, molto ben fatte. E Sì, queste, il costume è quello, no? È quello, sì, sì, sì. Allora, tanti auguri. Auguri, auguri. E anche la camicia è bella. Hai visto, Martinez? Quella camicia lì dobbiamo prendere noi. Quella camicia bellissima. Dove l'ha trovata? Chi gliel'ha fatta? Io. Con tutte queste pieghe. Sì. L'ha fatta lei? È solo da donna però questa qua. È da donna. Anche da uomo. Ma da uomo può avere tutte quelle pieghe? È un po' diversa però. Questo sarebbe meraviglioso. Sobria, ma è comunque... Beh, è il movimento delle pieghe che è formidabile. Oh, qua andiamo bene? Qua andiamo bene, sì. È incredibile, vedi? Che qui hanno fatto il buccia d'arancia che va tanto di moda, però una volta era fatto con la malta grassa e va benissimo, perché adesso li fanno invece con la malta avara, come quello lì. Vedi? No, però è un buccia d'arancia anche questo, e vedi come li fanno adesso, li fanno molto più tirati. Ma era possibile? Così va fatto. Più grosso. Più grosso. Poi guarda qua, qui ha agito l'altro architetto criminale, guarda che ha fatto questo. Che sono pazzi veri. Il mondo è. Guarda com'è bello questo. Questo qua mi raccomando, sì, fammi un favore personale, non farla cambiare questa qua, se vogliono farla in tono. Questa è la nostra, non la cambiamo. No, questa in tonaco qua. Vostra personale o del... Però vedi, hanno fatto un piccolo restauro. Infatti non l'abbiamo cambiata proprio per quello. Però è un vecchio intonaco, bello robusto. Non si è cambiato niente. Ha fatto Era questo che dicevo prima io, vedi che ho visto prima. Era il campanile. Ciao, come va? Bene. L'hai ripresa la casa, sì. Che onore. Beh, è anche bella la chiesa, molto. Come va? Siamo reali precisi, no? Era bella prima. Sa che io una figlia all'università che studia Storia dell'arte. Era bella prima come dice? Ah, bella prima la chiesa? quando ero Perché cosa hanno piccolina fatto? io. Ma cosa hanno cambiato? Abbiamo messo quel dipinto lì? Vabbè, quello No, bruttino. hanno cambiato anche l'altare. Era meglio prima? Ma che hanno fatto? Non sembra tanto rovinato. L'hanno distrutto. Non l'hanno fatto, non sembra tanto. Tanto piacere di averlo visto personalmente. Ho detto che non me l'ho visto. Come sta? E siamo venuti a vedere. Buonasera. Cosa? Esisteva anche a Zara. Sì. Che avete portato di buono? E siamo venuti a vedere col sindaco il museo, siamo venuti a vedere il museo. Come mai questo onore ad Azzara? Sono venuto a vedere. Scusa, le è piaciuto il museo? Il museo è abbastanza bello, sì, beh, è brutto il restauro. È bella quell'edificio davanti un po' pericolante, bellissimo. Invece lì hanno fatto quella cosa brutta sul museo, quella specie di vetrata, sono tutti pazzi. È inutile perché... Ma questi sono tutti gli architetti Architetti moderni che hanno queste idee. queste stranezze. Il quadro del pittore Comune. Sì, l'ho visto, sì, è abbastanza ben dipinto. E invece la casa davanti che ha l'impalcatura per restaurarla è molto bella quella. Non so di chi sia, ma è molto... Buonasera. Sì. Ah sì. Poi è anche più antico sembra. Altro che? Questo è un coro del 500, tra 4 e 500. Sì, l'hanno rifoderato qui probabilmente. Sì, qualche È un coro cinquecentesco però. Il prete, come sta? Sgarbi, bene, grazie. State girando? No, loro girano per conto loro, non c'entrano con me. Nel senso che mi stanno rubando delle immagini e io faccio finta di niente. È Sardegna 1.
Ah, ho capito. la quale mentre io giro mi segue gratis per me. E quando si fa vedere... Sì, quindi... No, ma infatti è divertente lo stesso. È bene difendersi dalla modernità, questo è giusto. Cara, buonasera. È bene difendersi. Poi che facciamo qua? Ma chi è che è lei? Se mi conosce. È vero, abbiamo detto, beh, vedi. Non me lo ricordo, guarda, perché lo conosco, sì. È così, è che sono invecchiato, è quello il fatto. Vecchia sono io, non lei. Come sta? Bene, bene. Mi dica chi è. Io sono Vittorio Sgarbi, No. un famoso parlamentare cattivo. No. Quello lì, sì. Mi trova invecchiato, no? Com'è? Cosa state facendo? Anche No, quest'anno in niente. Sardegna? Sono sempre in Sardegna. No, stiamo girando per vedere, non c'è una ragione. Loro però, che non c'entrano con me, sono è Sardegna della Rai 1. o di- No, niente, sono Sardegna 1 che mi ruba la vita. Cioè io vado in giro, parlo con lei, però poi lo mandano in onda. Mi ha fatto molto L'altro piacere. giorno ho visto Cossiga, che mi ha detto, ti ho visto alla televisione in Sardegna parlare con una signora. E dico, ma quando? Erano loro che... No, veramente, cioè, loro... Tutto a Zara lì. Sto girando a Zara, però dico da quando io vengo in Sardegna negli ultimi tempi mi segue Come sempre mai è Sardegna venuto per da- vedere, mi segue Sardegna 1 e poi manda in onda queste cose che sono quello che io farei comunque. Lo mandano loro. Allora, l'altro giorno Cossiga mi ha detto ti ho visto in Sardegna che parlavi, ero a Bassanta con una signora che era molto brava, è stato molto bello. Io no, dico ma quando l'hai visto? E ho scoperto che loro mi prendono. Adesso ci vedo. Sono i due, ci vedrà. Hai capito? È la mia fidanzata di Azzara, vedi? Basilia. Pronto, Basilia. Se lo Pronto? sa mio marito. Ecco, Basilia che vuol dire regina. Basilia. Sì, lo so. Però chi sei? Lo so. Che hai fra 20 minuti, Salame? Mi dica cosa vuol dire per il re. Basileus. No. Basilio. Basilio. Sì, sì, Basilio, regina. Infatti, non facciamogli sapere niente, lo scoprirà la Sardegna 1. Guarda E che non ci vediamo? Come mai è arrivato fino a No, siamo venuti a vedere varie cose. Devo andare a San Mugheo adesso. Poi siamo guidati da un... questo paese? È un po' rovinato, c'è delle belle case. Guardi, lei che fa polemica, li hanno cambiati i connotati. Li hanno cambiati i connotati, Quindi è lo dico, sì. brutto. No, c'è quella bellissima casa davanti al museo, abbiamo fatto quella schifosa vetrinetta. Per carità, guarda. Ma si capisce poi anche il piazzale che va a fare lì un pochino. Ma poi lì dove c'è quella chiesina del cimitero che hanno fatto quella gradinata per un teatrino. Ma sono scemi completamente. Vieni a sentire. Noi siamo con terra, ma sono orribili. Cose completamente inutili. Orribili. Quando eravamo nel teatrino che ha fatto davanti alla chiesa del cimitero. Sono d'accordo. Questi gradinetti qua fuori, quel teatrino davanti alla chiesa. Insomma, e poi quella brutta vetrata del museo. Che non serve. No, ingegneri, sì. Il museo non le piace. Ma mi piace la casa Guarda davanti. che diventa fatto. Quella non serve a Il niente. museo era bello, se fosse stato lasciato com'era. Com'era la casa com'era, come quella davanti. E allora perché chi ci comanda, Io ho cercato di governa non fanno le quando ero al governo ho cercato di farlo, ma non mi ha cacciato via. Mi hanno cacciato la pedale. Bisognava. Qui c'erano delle cose belle, c'era la casa del Conte. È quello che dicevamo io e lui, cosa ha fatto della casa del Conte? Invece Invece non è male questa qua rosa qua davanti, ha quelle belle intonate, quelle tenute, ho detto, al sindaco, tienila così, gli ho detto. perché la padrona ha voluto lasciarla Lasciarla così, altrimenti li facevano tutti. Intelligente questa signora, ma è colpa anche del gioco che abbiamo, che distrugge tutto. Che fa mettere È colpa di fa mettere le porte in alluminio. Sono cose assurde. Deve venire a vedere la casa, Basiglia! Basiglia! Deve venire giù a vedere la casa vecchia. Andiamo a vedere questa casa. Il vecchio sindaco. No, è il sindaco. No, è giovane. Questa è anche Non la che casa siano del granché neanche queste scritte Conte. delle No, strade. ma non vede che le hanno... Oddio, questo è spiegando di... Questa è della casa del Conte, guarda. Questa è rimasta originale. L'altra è tutta questa facciata qua. Qui c'è ancora una... No, questo è provvisorio. Era grandissima. Di mia zia deve passare a venire qui, c'è una casetta piccina. Sì, qui? Questa è la casa del Conte ancora. Questo è un pezzo rimasta originale. Ah sì, vedi. No, aspetta,
Tu un circondario. Con delle bellissime finestre, vedi? Sì, sì. Poi deve vedere. Questa era di un conte. Sì. Qui le finestre. Questa è solo l'originale della casa del conte, è solo questa. È solo questo portale. Cos'è questa? E c'è una bellissima finestra come il motivo Le cose non toccano e poi anche la porta. Però vedi subito vicino hanno agito. Guarda quella finestrina come andava bene. Sono dei dischetti metallici che sopra questa cosa qua. Questa specie di. Ah, vedi che cos'è? Cos'è questo? Sì, ma vediamo che cos'è, un pozzo probabilmente. È il pozzo. Che cos'è un po'? È il pozzo. Un pozzo con una, tettoia di ceramica. Quella di ispirazione. Di gusto arabo. No, ci sono parecchi esempi. Ce ne sono, sì. Questa è una parte. In quel paese in cui eravamo andati li hanno tolti. Tadasune, no, ci sta sempre. Però ha rovinato il paese lì, no? Cosa ha fatto? Ha rovinato la piazza. Siamo andati a trovare quella signora che aveva quella collezione di quadri. Quella collezione di quadri moderni, ci hanno portati in casa. Mentre giravamo lì vicino, quando siamo andati a vedere le ceramiche da quel ceramicaio. Gli ho trovato un prete. Prete che è strumento musicale. No. Era vicino al Fort Village più o meno. Siamo andati a trovare, a vedere una chiesa. A Semini. A Semini. Dove c'era la ceramica, sì, a Sì. Semini, sì. Dove hanno fatto la notte prima. Questa è un'altra parte della casa del conte. Buttata, Sì, nuova. rifatta. È tutta. È un buon intervento, vedi? Sì. È stato massacrato È perfetto, vedi, è la casa. in mezzo a un giardino bellissimo, solitario, con Perché qui verde. c'erano dei pilati fatti con la vigna, Con la figurati, c'erano delle figlie qua sotto. Dove andiamo? Da questa parte, qui sì. Quando era giovane, ormai è l'ultimo. De Battistino Ballero. Questa? Il lago di Antonio Ballero. Questa era la casa di Ballero, vedi? Un intonaco d'arte. Però questa è rimasta tale quale, non l'hanno distrutta, l'intonaco d'arte. L'unica che è bella è questa di qua. Sì, andiamo a vedere. E anche quella giù era di Ballero. Noi? Bene. La vicinata era di Ballero, quella lì. Ci si irrita, viene Ballero. Sì, ti avevo chiamato, ma come sempre sei inaffidabile. Non vos vale dalle gare santica possessione. Non vos vale dalle gare santica possessione. Guarda la meraviglia, qua siamo davanti alla più bella casa di un paese della Sardegna, nell'interno della Sardegna. No, sto immaginando se andare a Genova a vedere una mostra che chiude domani, quella di Rubens, che ho stroncato sul pazzo. Prendi il panorama e vedi la mia stroncatura, però l'ho stroncata dal catalogo, quindi pensavo di andarla a vedere. Prendi il panorama così leggi. Come no? Vabbè. Ma giù basta spingere con questo Ah sì, sul Corriere. che bellezza. Bello. Solo che qui deve essere chiuso. Come? Sì, sto cercando di aprire una porta. Ci sentiamo dopo. Dove sei tu? Sei a Genova, sì, vabbè, ti do notizie. No, venite. Che dove vai? Questa è una meraviglia. Ma è chiusa a chiave, Vedi, così dovrebbe essere il mondo. E lo so, no, dove stiamo vedendo, però è complicato riuscire a restaurare un pavimento come questo, capisci? Sì. Era quello che volevo fare alla Maidalchina. Cioè conservare.
È meraviglioso. Guarda questo mobile qui. Vabbè, comunque ti chiamo più tardi, non spegnere. Ciao caro. Guarda la cassa parca. Chi è padrone qua? Alza Non c'è. Vedi, ed è l'ultimo, è rimasto il filo a trecina con la madreperla, l'ultima espressione di civiltà dell'illuminazione, poi dopo rifinito tutto. Il primissimo dopoguerra. Ma tu immagina se viene qui un architetto, cosa fa di questo pavimento? Il cancello giù e qua sai cosa fa? Inizia No, cioè bisogna sistemarlo ovviamente, però... mette un materiale sintetico. Magnifico. Ma è una tragedia però. Per quello ti dicevo, il problema è trovare un interno così è ancora più raro che trovare un esterno, perché l'esterno qualcuno magari il furbo lo fa e te lo sistema un pochino, no? Ma l'interno non lo salva nessuno. Nessuno salva l'interno. Nessuno. Per quello che avevo nominato Glidewell ministro per l'arredamento dei negozi, voleva poi dire quello. No, ma nel negozio è più facile, è più evidente ancora perché te la buttano sulla strada. Però bisogna essere più radicali. Degli interni. Sì, ci vuole una visione iperstatalista in cui tu entri anche all'interno della casa e dai degli ordini, non che dici io faccio no, è caro e tu credi di essere libero, sei libero di non rompere i coglioni. No, è così perché tu hai capito. E purtroppo Meraviglioso. c'è troppo liberalismo. Vedi, Martinez, noi siamo dentro un miracolo, qui siamo di fronte, questo è più raro che trovare una miniera d'oro, questo qua. Quando Un pavimento sarà così. restaurato, Sì. qua metteranno la ceramica. No, qui dobbiamo dire a Scapelli di fare il vincolo, anche per l'interno. Questo da vincolare da questi passini. Quelli del passato. Sì. Questo da vincolare subito. Si vincolare l'interno. Già salvare dalle crepe perché queste sono. Ci vuole un restauro di Allora. potenza proprio di. Eccoci qua, qui andiamo Le bene. case vecchie. Qui è nato mio marito. Sì. Ma la casa è vincolata o no? È pericolante la casa. Ah, è pericolosa. Ma tu facendo delle queste se le salve, cioè. Carlo Pettina è un maestro di crepe, lui è un maestro di crepe, è specializzato in Andiamo fuori salvataggi. meglio. Andiamo fuori meglio. Ma quella porta che è chiusa, dove porta? Quella L'ultima giù. in fondo, sì. Porta a una scala giù. Come si fa a all'orto. vederla? All'orto. Andiamo all'orto. Si vede anche da Ma fuori? si scende anche da Si un'altra vede da scala fuori? in fondo. Sì, sì, andiamo a vedere. No, da una scala in fondo. Sì, sì, sì. Ma di chi è questa casa? C'è un mio cognato. Padronante. E che ne vuol fare? Allora, niente. Non la dà? Però bisogna che fargliela restaurare così. Cioè il problema di fondo è che questo interno qui va salvato, sia pure sistemandolo. Non so che ci vogliono. Questo dovreste fare proprio una cosa per lasciare i ricordi come erano le case. La scaletta. Lì in fondo c'è una scaletta. Sì, ma si può uscire, lo si vede. Lì in fondo c'è una scaletta. Se non è chiusa questa. Ah, è chiusa. Ecco, ma è chiusa e come si arriva lì? Chiusa dall'altra E parte. come si arriva dall'altra parte? Bisognava andare giù ma è chiusa la porta. E cosa si vede lì? Una scaletta bella? No, una scaletta in legno. È bellina? quelle a- Sì, sì. così. Una scaletta in La legno. porta si vede anche da qui però. Scusa. Beh, Martinez! era bella vederla anche da fuori, c'è il pozzo anche qui. Sì, sì, no, sono d'accordo. Era bella anche da fuori. Guarda che colpo d'occhio alla fine. Lo so, l'odore del mostro è terribile. Proprio a soffocare. Guarda com'era l'imposta, vedi come è fatto per chiudere? Quelli si sono proprio da parecchio, Sì. Vedi un attimo, vedi. Poi ci sono le cantine giù. Ma è chiusa la porta. Questa è una cosa, è la palma di Pasqua. È chiusa la porta anche giù. Martinez! Questo è molto bello, questo cemento. Bella antenna. Invece qui, vedi com'è bello che è questa cosa qua, fatto col cemento. Questa è l'ultima volta è come l'interruttore di madreperla, che hanno usato il cemento in modo elegante. Perché hanno fatto questa corsia. L'hanno messo in ordine, non hanno.
Prima si faceva così. Sì, fatto bene. Lo vivi non come un... Questo devi riprendere anche. No, no, non dice giù. Possiamo entrare. Dove andiamo? Vabbè, qui effettivamente di sistemare è difficile. Bello questo. Non c'è il padrone. Qual era? Hanno da dentro, ascolti, vado dal fratello a vedere se c'è. Prova a chiederlo al fratello. Sì. Hanno girato un film. Ecco, qui è già arrivata l'aria della Costa Smeralda. Ma c'è qualcuno secondo te? Fratello. Come si chiama? Giuseppe! Ha risposto però. Giuseppe! Vieni a aprire, no? È venuto adesso. Avrà sentito? Eccolo qua, hai visto che è venuto con me? Sente più la mia voce della tua. Giuseppe, ti ho chiamato io perché tuo fratello... Come va? C'ha male lei. Hai visto? Sì. La parabola anche qua c'è però, eh? Senza la parabola non si Senza la parola non si vede. che siamo in basso. E lì cosa avete fatto? Avete venduto a qualcuno? No, sta riparando lui. Ah. Ho fatto un pezzo io, l'ho riparato. Ma perché hai messo il muro? Con piccola. Buonasera. Giovanni. Giuseppe, lei? Giorgio e Giulia. C'hai la parabola, guardi Rai 1? Quello che cambia. No, nel senso che per vedere Rai 1 la parabola. No, perché dicono che le antenne normali non prendono la ricezione, ecco perché hanno le parabole. Ah, non prende l'antenna. Non prendono perché siamo in basso, no? Ah, ho capito. Guarda che bei gradini di granito. Quante antenne fanno? Ha un modello 300-400 anni. Abbiamo 300-400 anni c'è questa casa. Beh, almeno sì. Notevole. Questo è il cortile dove hanno girato? Sì, sì. Sì, sì. Poi anche l'altra parte adesso l'hanno ricostruita. L'hanno rimessa in ordine, sì. È bello questo balconcino qui. C'era la macchina con l'asinello che girava. Mi girava qua, sì. L'hanno tolto. Sì, il sughero. E tali netti, nibi questo. E te, tu un po' di nibi. Cosa tangia? La vecchia chiave, vedi? Oh, scusa, guardi la scala. Sì, le scale sì, sì, le conosco queste. Fatte di... Guardi la matta voi. Poi sono a te. certo. No, dov'è?
Bene, avviamoci alla prossima meta. Grazie Giuseppe. C'è una macchina. Sì, si vede lì. Ah, lì c'è ancora la traccia? Ah, c'è ancora. Samola. C'è ancora. Qui girava con l'asinello, sempre ce l'avevano qua. Quello girava e quello sopra schiacciava, no? Ma l'hanno spostata di lì? Sì, sì, eccola qua. E l'hanno messa da una parte perché ormai non la usano più. Ah, quello con l'asino è questo? Sì, sì. Poi abbiamo gli asinelli. Se troviamo una macchina la facciamo mettere in azione. Ma non se ne trova più. Sì, sì, si vede che gira lì al centro e poi... Va bene, avviamoci a San Mugheo, credo che dobbiamo. Allora, infatti, ma Salutiamo il nostro. Grazie. Grazie. Non vos vale dalle gare santica possessione. 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 Questo invece è il sacco da pastore, è la stuoia o coperta che veniva utilizzata dal pastore in campagna. Questo infatti è un orbace molto raffinato. Sì, è stata molto trattata. Poi qui abbiamo un telo da coperta perché in un telaio così piccolo non si potevano fare dei monopattinosi, quindi telo da coperta. Questo è copricasso. anche per il pipe, le bisacce, Bisacce. le attrezzature per il vino, per lavorare il vino. Questa è la canocchia della sposa, viene regalata dal fidanzato. Qui abbiamo gli asciugamani. Questi sono i collari da buoi. No. Siamo a San Mugheo. Ecco. Questo è il telo da coperta. Al museo del 1915. Sì, molto più recente. Sì. Abbiamo gli scialli. Cocco. Questo invece è parte di un'altra collezione. Di una persona di Cagliari che sicuramente conoscerà, Dante Crobu, restaura quadri. Tu hai capito? Questi qui sono la collezione Crobu. Il mitico Crobu. Quelli che... Quindi non sbagliavo. No, ma che ne ha fatto Crobu? Ve li ha venduti o li ha depositati? Ce li ho venduti, ma quando mai? Ve li ha venduti, eh? Sì. Quelli Sono quelli che Io li ho visti. Me l'ha detto. Una sega quel L'ho Crobu. fatto prima io. Quando li hai pagati? Sì, beh, certo, non avevo quei soldi quella sera lì, altrimenti potevamo bruciare il museo di San Mugheo. Mi dispiace. Sì, sì, li abbiamo visti da lui. Tutti questi erano. Erano questi, sì, sì. Sono anche esposti bene, insomma. Ha avuto un certo onore, bravo. Insomma, in un museo. No, a parte no, sono esposti bene qui, perché nonostante che sia venuto così un po', si vedono, molto onore. Questo no. Molto onore al Crobu. Vedi, li hanno messi. Si vedono bene, una bella luce. E questo invece è molto bello, però questo è più tardo. Questo è quello di San Mugheo, sì,
Esatto. Più tardi, questa è una cosa... Fa parte della storia perché nel 1905 hanno iniziato a mischiare il tradizionale con il moderno. Verrà presentata la mostra manufatti tessili funerari in Sardegna. Quindi è una mostra molto molto interessante. In pratica queste coperte, con la lunghezza di 4 metri, venivano poste per terra, le prefi che cantavano la salma che veniva tradotta al centro della propria città, e queste coperte sono molto molto particolari per i simboli. Perché questo è Questo è il Proto Cervino, sì. Proto Cervino, poi c'è la dea che veniva adorata sia qua in Sardegna che a Ciapaluglio. Quella che sta in piedi. Vai a vedere la mostra e ti... vedrò la mia... Sì. Prego. Sono le più belle terme romane della Sardegna. Vedi la meraviglia. Lì com'è secondo te? Oila! C'ho i piedi in acqua a Fordongianus, sei mai andato tu? C'è un'acqua bollente, sono le terme qua, terme romane meravigliose con un'acqua che... è terribile. Che ho fatto? Mi sono bagnato il culo? Ma bagnato di poco. Sì. Domani scendi. E mangiamo là a Santo Lussurgio poi? Mangiare? No. Abbiamo appena finito di mangiare. No. Ciao. Guarda questa luce cornuta qua. No, non hanno proprio, non hanno il senso. Le mettono così. Luce cornuta. Anche qua per terra queste schifezze che fanno sempre. So chi le ha inventate. La luce basso viene dal basso, l'acqua viene dal basso, la luce viene dall'alto. Qualche deficiente ha visto in discoteca le luci dal basso e l'Italia è piena di questi orrori. Il Banco di Sardegna mette una scritta di plastica, questa banca è protetta, ma roba da pazzi. Bello il monumento ai caduti solo col cappello. Un cappellino messo lì. E il rosone che ritorna. Beh, questo è nuovo. Fatto nuovo, però. Sì. Tu Sgarbi, salve. Oh, come va? Come va? Bene. Che si fa da queste parti? E sono venuto così. Mi piace, ha visto che bellina questa casa ragazzi, Proprio. Siamo stati alle terme. Ah, anche, ho capito. E adesso andiamo a Santo Lussurgio. È riuscito ad entrare, ci vuole la chiave. Chi ce l'ha? Di solito il parroco, andate dal parroco. Parroco di qui? Sì, il parroco, c'è il sindaco di Forlanzano. Che onore, senti figlio, trovagli le chiavi per andare a Santo Lussurgio. Andiamo a vedere anche Santo Lussurgio. Andiamo a vedere Santo Lussurgio. mancherebbe altro. Va bene, devo salutare, sono così, ciao. Io cerco il parroco, credevo che avesse le chiavi. Come mai questa visita improvvisa? Così, quando devo andare in un posto che mi piace vado a Fordongiano, sì. Ma guarda, non posso credere. Sì, è vero. Don Giuseppe, venga qui. Vecchio Giuseppe. Santo Lussurgio. Oh, finalmente un prete simpatico, giovane. Salve. No, dicevo, quando voglio andare in un posto che mi piace vado a Fordongiano. Dico andiamo lì. Vado alle terme, mi sono anche bagnato il perché mi sono messo, mi sono seduto per una visita, quindi. No, sono andato a mettere i piedi alle terme, ho sbagliato ad appoggiarmi e c'era un'aiola bagnata. Buonasera a tutti. C'è il mitico colonnello Carte, il presidente di Sardegna 1 lì nascosto. Ho capito. È il classico tour per la Sardegna. Ho seguito a Sardegna 1. Anche anticlassico. Sì, lui. Più che classico, anticlassico. Lezioni esemplari erano presenti. Sì. Allora andiamo a Santo Lussurgio, vieni con noi.
Santo per su giù adesso? E quando vuoi andarci? Maestro, sarà un po' buio per... Ma vieni con noi o ci dai le chiavi? No, ma c'è le chiavi. Ma Santo per Surgio sì. Le troviamo, come le troviamo? Sono ragazze sveglie, ma che sono? Amiche dormono qua, è come il Santino Carta, quello dorme tutta la vita che dorme. Allora, prima di tutto andiamo a berci una cosa fresca. Sì, giusto. Poi andiamo un attimo alla casa Aragonese e poi andiamo alle te. Vediamo tutto. Anche le te, quello che Anche se volevo io. finiamo tardi non fa Tu hai niente. capito tutto. Oh, finalmente ho trovato il mio uomo. C'hai anche un paio di pantaloni che gli ho bagnati. Certo, anche i pantaloni. Perché io li ho bagnati lì. Ecco, Andiamo a cambiare finalmente, mica una dormita. Andiamo. Siamo a Fordongiano, un posto così. I miei pantaloni staranno a lei. Andiamo. No, soltanto si asciugano. Noi tutti gli anni qui facciamo un simposio di scultura, no? Che siamo gemellati, ecco le sculture, che siamo gemellati con un comune del Friuli, con Reana del Roiale, no? Che loro hanno copiato. Noi stiamo facendo quest'anno il 14° concorso di scultura. Ed infatti mi dicevano: ma perché non fai venire a Sgarbi come critico d'arte durante il simposio di scultura? Sgarbi è venuto prima. Hai visto, vi ho anticipato. Adesso chiamiamo il ministro Lunardi. Vecchio ministro, dove sei? Caro Vittorio, io sono a Forte, tu dove sei? Ma sei solito, io sono in Sardegna, a Fordongianos. Sei mai stato tu? No. Quando vai lì a Porto, come si chiama lì, a Porto Cervo, ti spingi fino a Fordongiano, dove sono le terme più belle del mondo, con dell'acqua bollente, dove io ho appena messo i piedi, e con una bellissima casa aragonese, dove sono adesso. Devi andarlo a vedere. Ti abbraccio, ciao Vittorio. Ciao. Il ministro Lunardi, sei perso tutto Lunardi ci dai i soldi. Ti sei perso Lunardi qua. Al telefono? Sì. Sono qui. C'è un phon? Eccola. Sì, c'è. Perché potrei asciugarmi il sedere con il phon. Vai più là. Deve venire, aspetta. Un po' faccio io, Se tagli la... È meglio che tolga il difficile. Piegati, scusa, piegati ancora, se no non asciuga bene. Poi gli sta bene. Le spalle allora. Sì. E anche le mutande sono. Il peso del sughero. Non vos vale dalle gare santica possessione. Non vos vale dalle gare santica possessione. Prego. Vedi. Qui sono un po' caldo, quest'ora. Siamo una piccola società cooperativa che gestisce beni... Tutti i beni artistici, bene. Sì. E in questo momento la casa ospita I modellini. una mostra dei modellini di Antoine Dagliò, di San Giovanni sul Vergio, le miniature delle chiese medievali della Sardegna. Sì, faccio vedere una cosettina che è rimasta ancora. È rimasta la vecchia finestrina, sì. Bellina, eh? Sì. Si apre tutta. Questa casa era di privati, l'abbiamo acquistata nel 78. Il sindaco l'abbiamo acquistata. Il sindaco alla terza legislatura. Adesso è di proprietà dei comuni. Sì. Accendo la luce. Un piccolissimo allestimento etnico. Sì. La macchina, carro. L'abbiamo appena vista. Sì, funzionante. Sì. Da qui ogni anno vediamo il là
Sì, ci manca l'asino. Faccio l'asino, vedi? Quando dice uno non fare l'asino, lo fa così, gira intorno. Bellissimo. Chi sono questi? La Maddalena. Sono bravi? Sì. Infatti, sento io. Dobbiamo prenderlo questo disco qui. Questa è quella di Gesico, dove ero residente. Bella, è interessante. Io abitavo a Gesico. Sì. Quando ho fatto le elezioni regionali ho la residenza lì. La prossima volta la prendo a Fordongiano. A Fordongiano, va bene. È un'idea straordinaria questo arco. Porta d'angolo che è andato Sì. a collegare l'altra porta, che è l'altra casa. Unica questa porta d'angolo. Sì, sì, è molto bella. Hai visto che meraviglia di porta? Lì non facciamo continuare a nessuno. Angio, facciamo togliere questo affare di plastica, questi scemi qui del Michael. Serafino, dove sei? Dove non sono io, ufficiale in visita, ufficiale a Provenzano, non ufficiale, ufficioso. Ufficioso. Non ci credi? È come Vittorio Sgarbi. E non dire fece di allora vieni alle terme. Sì, si vedono i lastroni, bello. E che ne fate adesso? Ora questi non hanno più fatto costruire. Dai, sentiamo. Sì, certo. Questo pezzo. Hanno fatto costruire a latte e qui Ciao, va bene, ciao. Sì, questo pezzo dei bellissimi lastroni. Beh, questo rimane. La sovrintendenza ha imposto di costruire la casa senza toccare. Certo. Perché qui siamo andati, vedi, abbiamo fatto. Che questa qui l'avete fatta ex novo? Sì, questa è nuova con Fatta abbastanza bene. con la vecchia tecnica. Con la vecchia Dopo possiamo tecnica, avere anche una casettina che stiamo restaurando. Qui abbiamo fatto questi due buchi per vedere se la strada continuava. E la strada continua sotto le case. E non potevi, questa strada qua ti serve, quindi non puoi. No, questa si pensa di abbassarla e qui c'è proprio l'ingresso alle terme. È stata trovata questa in un punto strategico molto importante. Perché adesso togliere tutta questa roba e metterla in rapporto diretto con le terme, giusto? Sì. Sì, dove siamo venuti prima. Ma ho penso, noi mi sono menato il culo, ho messo i piedi in acqua, non si riesce, è troppo calda. Perché no, intorno ai 55 ma perché allora che utilità aveva? Cioè, come facevano a usarla così calda? Le terme, poi veniva un po' raffreddata. Perché lì dove ho messo i piedi io non si può stare. Sì, è molto calda, viene un po' raffreddata. Quello è lo stabilimento termale nuovo. Quello prima che le signore venivano a lavare che sta i panni. costruendo un albergo di 180 posti letto, c'è un complesso termale in grado di fare 500 kg al giorno. Però noi questa visita così stasera deve servire per ufficializzarne un'altra. Sì, certo. Beh, intanto andiamo in onda, ti faccio della legna 1, c'è tutta la visita notturna. Sì. Questi sono gli ambienti artificiali, frigidario, un tepidario, un caridario, qui abbiamo... Ma lei se non sbaglio ha già visto queste terme? Sono già venuto a vedere. Prego. Ma da molto? Ma insomma no. Ogni tanto vengo. Ecco. Meravigliosa la piscina. Sì, la cosa è bella anche se adesso c'è solo acqua fredda, l'acqua calda. Ma questa è fredda?
Adesso sì, perché è stata deviata dentro il caso di Fordongiano e solo stabilimento termale. Una cosa interessante c'è la scoperta del ninfeo, il culto pagano dedicato alle ninfe e il rinvenimento di un'ara votiva eccolo lì, sì. che documenta la presenza di Quinto Bebio Modesto, governatore della Sardegna romana, che cade ammalato e si reca a Forontagliani per curarsi con le acque salutari di questa città. Chi le racconta la storia? Chi la racconta? Generalmente accompagno io. No, la fonte per questa cosa? Le fonti dell'ara votiva, l'ultimo volume, il 12° volume di Africa Romana, i convegni di atti di studi, il professor Paolo Benito Serra con Gianetto Bacco hanno curato la scoperta di questo ambiente. Dammi un po' di luce qui. Le fonti più antiche, il Taramelli, però il centro di Forum Traiani, già Tolomeo lo menzionava come acque episitane nella sua geografia. Vice sindaco. E queste due pozze? Queste due vaschette gli archeologi pensano che non avesse una funzione specifica, ma si siano formate semplicemente prelevando massi per costruire altri ambienti in epoca successiva. Per esempio, qui invece sembrerebbero... sì, alla però ci doveva essere qui l'altro portico, esatto, quindi qui c'è l'altro deambulatorio, quindi era difficile. Il pavimento è successivo, era più alto. Sì. Una perfetta simmetria. Anche la natazio è stata chiaramente ristrutturata perché pare che un ultimo utilizzo sia avvenuto in età alto medievale. Ferro che venivano posizionati in questi buchi ospitavano le tegole mammate dotate di protuberanza a forma di mammella, più grande, dotata di 4 protuberanze, venivano applicate al rampino, creavano l'intercapedine, quindi l'aria da sotto il pavimento, sollevato dalle sospensure, saliva poi nell'intercapedine, sfiatava le fuori e scaldava le pareti. Un sistema eccezionale. Il Laconica, un'altra stanza a caldo delle terme, e poi qui c'era la piazza, il foro delle terme. Qui la faccio soffermare un attimino e farla riflettere sul fatto che quest'acqua fredda scorre qui da quasi 2000 anni, in questa canaletta originale, ovviamente rimaneggiata. Un po' rimaneggiata. Che non si è né arrugginita né niente. L'acqua arriva dall'alto, proprio l'ultima muratura in opera mista, il pozzo è interamente scavato nella roccia, i romani individuarono lì una sorgente di acqua fredda e ancora oggi scorre qui meravigliosamente. Se questi sono... indecorosi, li facciamo togliere. Questi qui li facciamo... Aspetta che chiamiamo. Carta! Dov'è carta? Sì, li faccio togliere. Chiamiamo. Se questi, ad esempio... Ma quando chi li ha messi? Se io questo tipo di ambone anche col vetro sopra. Ma chi li ha messi? La soprintendenza. Ma quando? Quanto tempo fa? Questo... una decina d'anni che... Ma li facciamo... Ma è venuto Scarpellini qui? Questa è una commissione di arte sacra che ha suggerito questo tipo di cose. Una roba da pazzi. Carta, dobbiamo chiamare Scarpellini e far togliere questi altari e quel pulpito. Non è tollerabile, li riprendi, li facciamo vedere in televisione. Il prete per primo non li vuole, no? Tu li riprendi. Il prete per primo non li vuole. Con questo vetro sono indecorosi, sono un insulto a un'architettura che ha una sua sobrietà, sono fatti da un architetto di provincia, perché questa è l'idea di fare una roba di questo genere. È una cosa da checcuccia isterica. Bisogna farli togliere, insomma, mettere un altare normale, più sobrio. Anche quelli seggiolini lì dietro, tutta una cosa ridicola. Il tabernacolo sta per terra poi. No, non è il tabernacolo. Niente. Non lo uso mai. Bravo. Qui no. Vabbè, gli dici che deve farli togliere, è indecoroso. Insomma. Però appunto uno non può stare tranquillo perché in un punto del mondo dove non ci sia un controllo di una persona sensibile può avvenire che vengano messe queste cose. Fordongiano è un po' fuori mano. Sì, ma infatti col contesto non è un po' fuori mano e allora arriva... Questa è la cosa più fuori. Quelle lì per terra, gli sgabellini. Gli sgabellini sono troppo fuori. Sì. Dai, qualcosa di...
Attenzione alla testa. Attenzione soltanto qui, anche un po' i gradini. La testa come si scende là, Ops. Ok. Allora, dove si va? Sì, che cosa c'ha lì? Ah, c'ha uno spunto. Più o meno. Ah, eccolo qua il mosaico. Vedendo la cripta in origine era come pavimentazione a mosaico, ce n'è uno del IV secolo e poi questo. Con un pesce. Cos'è quello? No, questo del IV e questo del VI. Sì, ma quello che cos'è? Non si capisce. Allora, qui come mosaici diciamo che sono degli schemi del tutto nuovi per Poi nel VI secolo la cripta viene allargata, infatti viene aggiunta questa struttura qua, un angolacro Io non ho detto niente. Qui vengono scavate delle sepolture lungo le pareti. Questa è quella che si presume la tomba di San Losorio. Sì. Sicuramente in origine era chiusa con delle grate e queste sono tutte le sepolture ricavate successivamente. Questa è stata Ecco, da poco restaurata. Riprendere i travetti. Sì. Gli studiosi dicono che riprende i marmi delle antiche chiese, Sì, è vero. che non si potevano permettere certo i marmi. E quindi fingono. Comunque è uno dei pochi esempi di pittura bizantina Certo. in una delle chiese qui in Sardegna. Dipinta in un modo molto approssimativo ma divertente. Sì, infatti, la stanno ancora studiando, ma è comunque interessante. E qui hanno finto il marmo, Sì. cipollino, alabastrino. Poi Anche qua. sicuramente qui le scoperte non sono finite. Sì. C'è ancora. Che è ancora tutto da scoprire. Infatti è ancora tutto da scoprire. Sì, sì, ho capito, 90%. Aspetta, andiamo a vedere qui. Lì sì, se fate luce e mi state un po' dietro, sì. Però... viene un po' male scendere. Ora, questa è stata stravata da poco una tomba da quel guerriero. Aspetta, Vieni Simo qua un attimo. Giù? Professore, mi segui. Ecco qua, questa. Qui una delle ultime scoperte. Venga dietro di me perché è pieno di buchi, Da questo è rivenuto un delle ultime scoperte di questo soldato sotto la tomba. È fatta a botte proprio, completamente profonda. È stata pubblicata anche su, vabbè, a parte a livello di notizia, ma anche su qualcosa di a livello di tenenza di Cagliari, su un, E lì come c'è una volta? un bollettino archeologico. La volta è completamente, Questa. vede, se riesce a, vede, spaziosa. Venga dove sono io così vede meglio. Stazione ma non ci stava, Sì, sì. perché aveva il capo girato da un lato. Che hanno trovato il corpo? Probabilmente il cadavere era già stato trafugato, E comunque pare che i tombaroli ci fossero anche allora. Sì. Perché l'ha spostata, aveva il bacino, lo scheletro aveva il bacino girato. Dunque. Allora, adesso abbiamo finito il giro. Adesso dobbiamo andare a far benzina a Losa. Poi, Losa? Sì, poi facciamo una puntatina a Ghilarza. Aguilar, tu sulla strada. Valle dalle gare santica possessione. Non vos valle dalle gare santica possessione. Non vos vale dalle gare santica possessione. Non vos vale dalle gare santica
Aspettiamo Cossiga, Silvio. Il sovrintendente Scarpellini lo conosci? Pisano, ecco Scarpellini. Noi sardi. Ciao Presidente, come stai? Buongiorno, come stai? Forza. Eccoci. Illustra. Chi è? Sì, chiamami fra 2 ore. Sì, lo so, ho risposto adesso. Un persiano che mi chiamava. Io ci sono abituato. Mi vogliono bene. Cioè, quello che ti mi odiano. Poi gli altri sono quelli che ti vogliono. Brutta gente c'è, guarda che brutta gente. Non brutti. Ma no, ancora. Vedi? Lasciano entrare. Hai visto? Menzolini? Io pensavo di vederli fuori. C'è anche una bella ragazza, meglio che tu guardi di qua, che sarà meglio, vedi questa parte qui è meglio, questo settore qui. E Angioli te lo ricordi? Il mitico giornalista di Sardegna 1, quello là dietro, certo. che è molto bravo. Poi là c'è Meloni, quel giornalista invece di Nuova Sardegna. Bene. Come va? Martinez. Cossiga. Ah, già. Si è fermato là, aspettiamo, eccolo qui. Dov'è Martinez? Lucia, vieni a vedere. Martinez è il regista di Sgarbi Godigliani che tu non hai sufficientemente tutelato. Bravissimo. Poi non ha molti capelli, ma è contento. Lui è sereno. No, lui è uno di quelli sereno, sì, contento. O no? Vuole iscriversi al club della bandana, gli do l'indirizzo. Lucia De Brilli, vieni Lucia. Sì. Lucia De Brilli invece è una giovane. Buonasera. E lui. Lucia, è venuta per te, ha detto devo vedere questo presidente. No, Eccoci. ecco. Serra tu l'hai conosciuto? Ora il pittore che è questo, vedi, guardatelo qua, ecco qua ti vedi. Nasce a Romana ed è quasi il centenario. Ho commemorato perché abbiamo annunciato la mostra nel 1903. Lui muore a 39 anni nella speranza di fare una grande mostra a Milano, la permanente dove la voglio portare, ma muore un mese prima di vederla e fa questi dipinti. Questo signore, il giovane malinconico, è vivo ed è nato nel 1925, dovrebbe essere qua con noi ed è il modello di 2 bellissimi dipinti. Ecco, tu vedi qua, vedi, questo è il reticolo con cui lui trasporta dalla fotografia al quadro il colore. E se tu guardi la foto sembra identica, ma l'ha talmente resa viva con la materia che uno non pensa al prototipo fotografico che poi vedrai. E questo c'è quest'altro giovane malinconico, guarda che meraviglia di personaggio. Quest'aria fiera e questa materia densa, schiumosa e questo ambiente, questo spazio che intravedi sempre, che trovi meravigliosamente là dietro, vedi gli scaffali, la sedia, questo giovane sardo pieno di valentia. Questo è un balletto. Somiglia vagamente a Brancati questo qui. Somiglia a Brancati la faccia, vero? Sì. Questo è un balletto. È un balletto. Poi qui, ecco, questo è un balletto e poi troverai questo stesso personaggio dietro un altro quadro in cui lui prende questo e lo dipinge nel quadro di un giovinetto. Qui gioca con questo motivo dello spazio, facendo una specie di congiunzione, scusa, fra uno spazio alla Piero della Francesca, lui aveva fatto il libro Longhi, Piero, e poi un Caravaggio che non era ancora stato riscoperto, perché lui muore, viene negli anni 50, ma lui ha questa intuizione di uno spazio che dipende dalla fotografia. Questo bellissimo ritratto, eccolo qua, e lui è il giovane dell'impermeabile. È il giovane dell'impermeabile che nel 1925 e che ha scritto anche un libro raccontando delle sue memorie. Prima ancora che si sapesse del quadro e allora. Dal momento in cui l'artista Brancaleone cominciò a stendere sulla tela, anche se poi era derivato da fotografie, il quadro che la ritrae, quanti anni sono passati? Sono passati esattamente 64 anni. Però ecco, qui devo precisare una cosa, il mio quadro ha subito, diciamo, subito l'intervento della fotografia come preparazione per la posa, perché poi ho posato per l'intera durata del quadro, sia per l'uno che per l'altro, quello del giovane convalescente. Quindi di fatto io, fra me l'avevo già detto, fra me e lui era interposta
questo reticolo che poi era riportato in grandezza naturale sulla tela su cui lei dipingeva guardando attraverso il reticolo e quindi riportando perfettamente le proporzioni della persona. Però le voglio chiedere una cosa, si ricorda? Se non si ricorda, pazienza, che cosa pensava in quel momento? Io? Lei, mentre... Ma adesso diciamo, diciamo subito, io allora avevo 15 anni, quindi grandi idee, grandi pensieri, grandi considerazioni a quell'età non se ne fanno se non quella di essere un po' orgogliosi, di essere chiamati ad essere protagonisti fra tanti compagni, di essere protagonisti per la posa. La scelta come era avvenuta? La scelta era avvenuta, noi ci eravamo conosciuti alla fine dell'anno scolastico, il mio preside con gli altri presidi avevano organizzato... La interrompo, di che anni stiamo parlando? Stiamo parlando degli anni 40 e alla fine dell'anno scolastico aveva organizzato una manifestazione che celebrava i fasti fascisti nell'Africa orientale, una rappresentazione, era una commedia musicale, ricordo ancora, intitolata Lascaro, di cui ero fra i protagonisti. E il mio preside, siccome l'indomani doveva essere pubblicata sulla cronaca della Sardegna dei giornali d'Italia questa notizia, aveva chiesto a Brancaleone e Cugusi di fare un bozzetto dei partecipanti. Fra questi partecipanti ai quali ha fatto il bozzetto, che poi l'indomani è comparso sullo giornale d'Italia, c'ero io. In quell'occasione ci conoscemmo, diventammo un pochino amici, mi chiedeva: vuoi fare da modello per un quadro? Che poi diventarono 2. Questo è l'inizio del nostro... Pagavano? Io non ho ricevuto un soldo per questo, anzi le dirò anche un episodio curioso. Io in compenso di questo ho avuto la sua amicizia, che ricordo con emozione. In più mi fece una fotografia del mio quadro che mi regalò con dedica, con l'intento, posso tirarla fuori, con l'intento però e con la promessa che io avrei dovuto stracciarla. Ecco qui il quadro lì dove io ho posato. Lei non ha mantenuto la promessa però. Per questo non ho mantenuto la promessa, mentre ho mantenuto fortuna. Per fortuna, questa ne sono geloso, questa è la fotografia dell'originale. Mentre ho stracciato tutte le cartoline, lui partito per Milano si tenne in contatto con me per corrispondenza, mi scriveva solo per cartolina postale. In fondo alla cartolina, insieme ai saluti e agli abbracci, c'era sempre la raccomandazione: e adesso strappala. Di questa invece non ho mantenuto la promessa. Sono passati oltre 60 anni, sinceramente si sarebbe mai aspettato, dopo anni di oblio, del pittore e del modello? Ma non mi sarei mai aspettato, tanto che io ho pensato in questi anni al quadro ed ero convinto, siccome c'era stata la guerra a Milano, bombardamenti eccetera, io ero convinto che questo quadro fosse andato disperso per via della guerra, non ne avevo saputo più niente. Solo anni fa, nel 2000, la Nuova Sardegna pubblicò una rivista, quella che pubblica di arte tutti gli anni, nel quale celebrava tutti i pittori del Novecento della Sardegna. Fra questi c'era Brancaleone Cugusi, mia figlia, che al Banco di Sardegna prende sempre questa rivista, scoprì lì il mio quadro e da lì scoprimmo che era a Milano. Io ho tentato più volte di andarla a cercare, non sono mai riuscito. Una volta era chiuso, una volta avevo sbagliato il museo. Solo attraverso la stampa, a voi e agli altri giornali, ho saputo di questa mostra a Cagliari, sono andato a vederla e mi sono rivisto dopo tanti anni, emozionatissimo. Si è presentato a chi? A Sgarbi? No, Sgarbi poi mi ha cercato, perché quando sono andato lì quasi timidamente ho detto lì a chi faceva il biglietto: scusi, uno sconto per il modello non ci può essere. Questa è sobbalzata sulla sedia, perché Sgarbi cercava così ansiosamente, diceva lui, questo modello che riteneva addirittura fosse di Milano. E quando lei ha sentito questa, chiamato su direttrice, cosa aspetti, non si muove, adesso arriva, ci mettiamo in contatto con Sgarbi, si è messo in contatto con Santino Carta si è messo in contatto da buon carabiniere l'ha trovata. Lo ha rintracciato, proveniente da Dubai tramite la mamma. Sgarbi si è messo in contatto con me, poi c'è stata la direttrice: non si muova, sta arrivando il vice direttore di Panorama che vuole vederla. Insomma, è stato un trionfo. Io quel giorno ero sommerso dalle attenzioni, non me lo sarei mai aspettato. Poi quando mi sono rivisto il quadro, aggiungendo un'emozione all'altra, devo dire che francamente dopo tanti anni celebrare così questo quadro che Sgarbi definisce il più bel dipinto del Novecento è un'emozione che perdura e ne sono orgoglioso.
Ecco, come si suol dire, almeno nel campitano, aisbeccesas, essere paragonato a un modello di Armani ante litteram perché arriva a 60 anni prima. Anche questa è una storia curiosa, io l'ho fatta presente. Di Armani non c'era niente, c'era un abito così abbastanza dimesso. Quello che ha colpito è la camicia rosa. Quella camicia rosa non è altro che un fondo di bottega in quel periodo in cui l'abbigliamento non arrivava dal continente, che mio padre aveva contrattato col bottegaio con un sacco di farina. Questa è la storia vera di quella camicia rosa che ha fatto storia. Adesso io non voglio così denigrare e ridurre l'importanza di questo abbigliamento e di questo stile che altri hanno paragonato anche Humphrey Bogart. Humphrey Bogart, sì, perché c'è l'impermeabile. L'impermeabile e poi la posa, a me manca la sigaretta. Sì. Per il resto, e adesso anche l'età. Il Presidente del Consiglio, il Ministro, il Presidente emerito della Repubblica. È un periodo di successi che forse è un'apoteosi per Brancaleone, non per me. Sia io sarò chiamato a testimoniare questa mia conoscenza per il fatto che sono uno dei pochi testimoni rimasti proprio del periodo aureo di Brancaleone, io lo farò molto, molto volentieri, così come lo faccio con lei. Certo, per me è una grossa emozione. Io conoscevo Cossiga per averlo seguito da democristiano per 40 anni. È stato... In famiglia cosa le dicono? In famiglia mi dicono, i miei figli mi dicono, vabbè, abbassa le ali, non ti dare troppa importanza, sei sempre quello che eri. Vabbè, aspettiamo la prossima celebrazione, magari fra 20-30 anni ci ritroviamo. Vabbè, a meno che io non subisca il destino di Dorian Gray. Sì, vabbè, vedremo se... Sarebbe un peccato perché rovinerei il quadro. Vabbè, però migliorerebbe la salute. Grazie. Grazie a lei. Non vos vale dalle gare santica possessione. Non vos vale dalle gare santica possessione. Dovrò ricordare che questa giornata si deve per l'appunto alle strategie di intelligenza dell'amico Francesco Cossiga, perché io in tempi di non, continuativi rapporti con il Presidente del Consiglio, incontrando Francesco Cossiga, gli ho dato un catalogo per Silvio Berlusconi con la dedica a Silvio Berlusconi perché non dimentichi di coltivarsi. Questa battuta evidentemente lo ha indotto a rispondere immediatamente e a non mancare un'occasione importante, non per l'arte sarda ma per l'arte italiana, perché occorre reinserire nel libro della storia dell'arte alcuni grandi artisti dimenticati, fra i quali uno, apprezzato dal sottosegretario all'editoria Bonaiuti, si chiama Andreotti e non va confuso con Giulio, ma libero perché senza alcuna inchiesta che lo riguardi e quindi senza problemi. Grande scultore che è morto nel 1933, di cui l'amico Bonaiuti è buon collezionista. E questi autori, li ho ricordati due, uno era di Pescia, l'altro è di Romana, sono due inserimenti che io ed altri nella storia dell'arte veniamo facendo, così come quando l'apparizione dei bronzi di Riace ci ha costretti a ripensare la storia dell'arte antica inserendo due tasselli mancanti. Sicuramente mancava alla pittura italiana Brancaleone da Romana. Ho scelto di non chiamarlo Brancaleone Cugusi, come più giusto sia, per il ricordo del suo nome nella memoria di quanti vivono pensando alla sua opera e come Francesco Leone Cugusi, avendo lavorato all'impresa del suo recupero. Perché Brancaleone da Romana è il nome che fa riferimento al luogo, il paese di Romana, con cui Antonello Zintu, il critico che seguì negli ultimi anni il pittore, lo volle chiamare, seguendo un modello, per la verità, diciamo prima con Berlusconi, forse non compiutamente conosciuto da Brancaleone Cugusi, il modello di Caravaggio. Caravaggio si chiama Michelangelo Merisi da Caravaggio, Brancaleone Cugusi da Romana. Essendo che il nome Michelangelo era occupato da Buonarroti, lo chiamiamo col nome del luogo. A Brancaleone questo non avviene, nessuno occupa il suo nome con la forza di Brancaleone. Potremmo chiamarlo d'ora in avanti Brancaleone, con il solo nome, perché i grandi artisti si ricordano con il solo nome. Leonardo, Raffaello, Tiziano, Michelangelo, Dante, Silvio, tanto va. Non serve il cognome. Fin tanto che avrai bisogno del cognome,
non avrai compiuto quell'impresa di consacrazione della tua vita come un'opera d'arte. Io auguro che Brancaleone si possa chiamare soltanto col nome, senza rischio. Quando un genitore chiama suo figlio Leonardo Raffaello rischia molto, che difficilmente il figlio riuscirà a emulare quelli che portano quel nome con più grandezza di chiunque altro abbia seguito il loro nome e la loro impresa. Allora, questa mostra, per dire rapidamente dell'occasione, io ho voluto tenacemente, ho imposto attraverso l'amico Cossiga il prolungamento in attesa del Ministro dell'Interno, del Ministro non delle riforme ma degli affari regionali, il Presidente del Consiglio, tutti naturalmente Cossiga e Bonaiuti, cercando di prolungarla fino alla data in cui loro avessero la possibilità di vederla. Era un 15 settembre che io immaginavo. Mi hanno telefonato dicendo non possiamo andare oltre il 7. E così, con la fatica di tenere aperta con le unghie e con i denti la mostra, siamo arrivati a questo 2, che è il giorno in cui si è consacrato per Brancaleone Cugusi un riconoscimento che viene dalle più alte cariche istituzionali e anche da un Presidente della Repubblica, che pure aveva nella memoria la possibilità di incontrare persone come Tonuccio Addis, suo coetaneo, che è stato il modello di uno dei capolavori di questo pittore, e quindi non conosceva il pittore, forse Cossiga, ma conosceva i modelli del pittore, li ha incontrati, ha giocato con loro, sono coetanei questo giovane con l'impermeabile Cossiga, che per poco non ha mancato ad essere anche lui ritratto dal pittore, e oggi gli tocca essere ritratto da Giulio Durini in una bella rappresentazione della sua augusta figura. Ma cosa è avvenuto? È avvenuto che di questo pittore c'erano soltanto 3 fotografie nella bella collana di Ilisso, che è un'importante collana sull'arte sarda, che i sardi ben conoscono, che non esce normalmente dal circuito isolano, e in cui avevo visto queste 2 o 3 immagini, incuriosendomi per esporne una, quella che piaceva al Ministro degli Interni, un valente, in una delle mostre che ho fatto sul tema dell'identità. Portata quell'opera, quella mostra, una telefonata dell'assessore Frongia al turismo, mi chiedeva di fare qualcosa per il suo assessorato con la cifra di 100 milioni, anzi, non so se 100 milioni o 100.000 euro, comunque una cifra molto modesta. E io ho pensato, cerchiamo di mettere insieme e recuperare l'opera di Brancaleone Cugusi, in una mostra che è stata inaugurata a Cagliari e poi portata a Sassari, e attende di andare a Milano e di andare a Roma. E a Milano, in quella sede della Permanente, dove Brancaleone da Romana, si possono far tacere un po' questi? Dove Brancaleone da Romana avrebbe voluto vedere la sua opera, e per cui ha dipinto i suoi più belli e più ricchi dipinti degli ultimi 2 anni. È morto un mese prima di vedere la sua mostra, ed è morto purtroppo nel 1942. E quando mi chiedono ma perché un grande pittore come questo, che non ha bisogno di me, ti prego di credere sindaco, parla da solo, io l'ho offerto, ma non c'è, Berlusconi ha visto i dipinti e il mio commento era pressoché inutile davanti alla bellezza di lui. Io l'ho fatto conoscere, ma se uno muore nel 1942 dentro una guerra è inevitabile che non sia una congiura dei critici, ma semplicemente una congiura del tempo che lo tiene lontano dalla universale conoscenza e lo fa dimenticare quando poi l'ha ripresa. Martini è diventato il grande scultore che è diventato perché è morto nel 1947. È più comodo morire dopo una guerra che morire durante una guerra. Abbiamo pazientemente recuperato, con qualche dispetto di alcuni collezionisti, le 40 o 50 opere che si potevano trovare, i molti disegni. Molti di questi conservati presso il nipote che ha un religioso culto di Brancaleone, e anche le fotografie che sono servite, come raccontava Addis, non tanto per, come io pensavo, dipingere dalla fotografia, ma riportare il modello al punto in cui era stato fino a quando aveva posato lungo una giornata, e la seconda giornata ricollocarlo, riposizionarlo in quella stessa postura. Abbiamo trovato le opere, le abbiamo messe insieme, il catalogo Schirà è servito a portare fuori dalla Sardegna e in altre parti d'Italia ed Europa il nome di Brancaleone, e quindi l'impresa riesce oggi grazie anche al fatto che questa presenza di tante autorità farà ulteriormente parlare e rimpiangere di non poterla vedere per altri giorni, e portarla in continente dove gli artisti riescono a trovare una dimensione meno isolata, meno locale, perché nulla di locale c'è in questo artista, che dialoga con Piero della Francesca, con un Caravaggio mediato da Antonio Mancini, con la forza della fotografia che lo aiuta a tenere viva l'immagine e quindi a riprodurla. La cosa l'aveva fatta anche Degas, e quindi nulla di strano che un pittore si appoggi alla fotografia. Il catalogo è molto ricco anche per la parte documentaria, le lettere spesso commoventi, tutto quello che nell'archivio è stato recuperato
le indagini fatte da un compianto studioso di Sassari, Marco Magnani, e la dottoressa Altea, che sono i primi che hanno dato come un messaggio della bottiglia, hanno mandato le immagini di Cugusi nel loro libro sulla pittura dell'arte sarda, da cui io sono partito per ricostituire il suo percorso. Ma credo che non ci sia bisogno di aggiungere molto di più a quello che avete visto e a quello che ho già detto, se non la breve lettura della lettera della donna che è stata critica e amica e forse amante di Cugusi nel periodo in cui lui ha abitato e lavorato a Milano. Commovente come poche altre e in qualche modo prefigurante quello che oggi accade, come una consolazione che dopo la morte arriva a un artista grande che rischiava di essere dimenticato. La lettera è a pagina 117 e la scrive Nella Zoia, scrive ai parenti, ad Assunta e Anita Branca, zie materne di Brancaleone. Grazie della loro lettera, spero che a quest'ora avranno ricevuto la mia. Anche a me, dice, è cara quella sala alla Permanente, dove a volte sono andata un po' come se ancora andassi a trovare lui. È una sala viva, viva più che mai. È una sala dove ancora lo si sente vivo, perché tutta la vita egli diede là a quelle opere, dove la gente ritrova un'anima aspirante dalle forme eroiche e generose delle sue creature. L'inverno prossimo si terrà, pare proprio, una mostra a Roma, e questa è mancata, la faremo noi. E così le opere di Brancaleone parleranno ad altra gente, altra ammirazione e altro compianto si leverà per lui, che era, è della stoffa dei grandi. Ho sentito ancora gente parlare delle sue opere in modo che egli ne sarebbe stato felice. E lo dico e lo ripeto a loro, perché questo essendo ciò che egli desiderava, loro stesse possano esserne, pur nella pena, desolatamente felici, per il pensiero, per la certezza che egli non morrà, che egli ha lasciato nelle sue opere di che far vivere il suo nome. Certo, molto, molto di più avrebbe fatto, ed è questo lo strazio, questo troncamento, questo crudele arresto, ma tanto ha fatto, si era portato al limite estremo per eccellere su tutti. E la gente lo sente, lo sa, lo riconosce, e tanto più quanto più intende, quanto più capisce. Non è un successo che finisca qui, col chiudersi della mostra. Anzi, sono certe, con me lo sono persone veramente competenti, che questo non è che un piccolo inizio paragonato al riconoscimento e alla gloria che gli verranno. Avrà la giustizia, lui che ne aveva sete, anche sulla terra, perché Cristo che promise la beatitudine nel discorso della montagna non può non dargliela, anche qui sulla terra. Non è il solo artista grande morto ignoto, cui poi gli uomini devono far posto nella loro storia, nel loro spirito. Lento è anche questo cammino dopo morte, faticoso anche questo, come tutto qua giù, ma sicuro, perché è il cammino dello spirito. Ecco, quello che Nella Zoia ha detto in questa lettera commovente non poteva trovare più giusta consacrazione in questo riconoscimento ufficiale in cui il Presidente del Consiglio diventa un uomo che guarda la pittura e aiuta, non con un'assistenza dall'alto, ma con la partecipazione a una bellezza che come lui non può non coinvolgere chi guarda queste opere. E allora, per chiudere, oggi la giornata è per me particolarmente importante, una singolare coincidenza nella dimensione così diabolica dell'amico Cossiga, perché io questa mattina facevo la conferenza stampa di una mostra meravigliosa che consacra Roberto Longhi come l'inventore della Padania, non della Padania, di una grande arte padana, una mostra che volevo chiamare La maniera padana. Il sindaco comunista mi ha detto no, padano non si può usare. Come non si può usare? E no, perché qui c'è il Parlamento padano, insomma Bossi poi non poteva venire, insomma l'abbiamo chiamata per consolazione con il soffio di un folletto amico Le ceneri violette di Giorgione. Le ceneri violette. Le ceneri violette di Giorgione è piaciuto a tutti, ma è una formula di Longhi, il quale parla di quei pittori da Dosso Dossi in avanti che dal 1510, quando muore Giorgione, sulle sue ceneri costruiscono il loro fuoco. Tiziano, Tintoretto, Veronese, insomma una mostra meravigliosa. Ebbene, sono qua a chiedere una grazia. Il Presidente del Consiglio non potrà far mancare a questa mostra meravigliosa che avrebbe dovuto inaugurare un dipinto di Caravaggio, che è come Brancaleone e Cugusi nel Seicento, che la chiude idealmente. Un dipinto in perfette condizioni, che nessuno può impedire che esca dalla sua casa, dove nessuno l'ha visto.
la Casa delle Scalchi, dove c'è questa caduta di San Paolo che è la fine della mostra. Sarebbe cosa veramente malinconica che uno Stato liberale impedisse a un privato di prestare un quadro che tutti devono vedere, perché il valore universale dell'arte non è nel sequestrare un dipinto, anche contro la volontà di chi lo possiede. Fosse lui a non volerlo dare, no, il privato lo vuole dare. E uno Stato burocrate e vagamente comunista vuole impedirlo. Chiedo al liberale che governa questo paese di intercedere perché la mostra di Mantova consenta a tutti di vedere quel grande capolavoro che segnala una stagione meravigliosa della pittura del nord Italia, con i grandi artisti che da Tiziano arrivano fino a Caravaggio, quando Caravaggio poi arriva a Roma e cambia la storia dell'arte. Ecco, Brancaleone da Romana sia anche il viatico per questa possibilità di conoscere davanti al mondo, perché a Mantova tanti corrono a vedere le mostre, questo capolavoro. E comunque per tutti voi, usciti da questa mostra, non mancare il viaggio a Mantova per vedere cosa può nascere dalle ceneri violette di Giorgione e cosa può restare dopo la morte di un grande pittore come Brancaleone da Romana. Grazie. Fai un saluto, sono contento di sentirti. Parli della pittura, ti do il mio posto. Guarda. No, è fuori posto. Un saluto certamente sì a tutti. No, un saluto a tutti, un grazie per grazie. Ecco, mettilo lì che è così, come in Parlamento. L'hanno fatto proprio complicato questo. Grazie, no. Un saluto a tutti quanti, un grazie al Presidente della Provincia, un grazie al Sindaco per l'accoglienza, una scusa se il nostro venuto qui ha causato dei disagi ai vostri concittadini, non era certo e non vuole mai essere nelle nostre intenzioni, e tuttavia credo che l'occasione valeva anche questo disagio, questo disturbo. Perché davvero entrando nella sala e vedendo queste opere si resta impressionati e c'è veramente la forza del grande talento e lo si sente in ogni tela, anche da quelle della sua opera, del suo momento iniziale. Vittorio mi aveva mandato attraverso il Presidente Cossiga un invito e mi sembra che avevi scritto affinché tu continui a coltivare. Sì, perché non dimentichi di coltivare. Avevo capito inizialmente che si trattasse di un agriturismo e poi invece, voltando pagina, mi sono accorto che si trattava di una scoperta di un grande, perché certamente nessuno può negare la grandezza di questo talento e mi fa particolarmente piacere perché questa mia terra di elezione così ricca di bellezze possa annoverare anche un pittore che ha lasciato, pur nella brevità della sua vita, queste opere così significative. Io sono rimasto davvero impressionato per il modo con cui lui utilizza la luce e credevo, dopo che avevo sentito da Vittorio parlare di Caravaggio, che si fosse ispirato a Caravaggio, ma poi certamente ricordando proprio come Vittorio prima aveva notato che Caravaggio fu scoperto dalla sinistra come pittore rivoluzionario, no? Come dopo la guerra. Il pittore criminale, quindi più per la sua storia di chi si opponeva alle istituzioni e a tutto ciò che era la norma del suo tempo, anche ai canoni di pittura che allora vigevano, ebbe la sua fama, ma poi andando a fondo non si può negare come ci si trovi di fronte a uno di quegli uomini che nascono una volta ogni tanto e che hanno in sé l'imprimatur di una presenza divina che fa dell'uomo qualcosa che lo ricorda qualche volta come nei grandi da vicino. E io devo dire che sono rimasto anche toccato da tutte le diverse positure che lui vuole dai suoi soggetti, che portano il segno di un'assoluta originalità. Quindi credo che Sassari faccia bene a darsi da fare, a prodigarsi per far conoscere questo figlio della sua terra e che anche la Sardegna possa assumersi il compito di divulgare l'opera di questo suo cittadino, perché credo che ne riporti onore e gloria
che si unisce alle bellezze straordinarie di questa terra, che io sono orgoglioso di aver eletto come mia terra prediletta e che fa sentire in me il merito di una scelta che è volontaria. Mentre voi ci siete nati dovete ringraziare i vostri genitori, in fondo io sono più santo di voi perché io la Sardegna me la sono scelta. Vorrei soltanto aggiungere che alla richiesta di Vittorio daremo certamente seguito per quanto riguarda il quadro da aggiungersi agli altri della mostra, perché non esiste questa cosa. La lotta di tutti i giorni di questo governo e di ogni governo liberale è sempre quella contro la burocrazia, contro le regolamentazioni eccessive, contro un'applicazione delle regolamentazioni in modo che... Ma poi ti diranno una cosa, ma tu vuoi rispondere il quadro in perfette condizioni. Sì, benissimo. È più giovane ne abbiamo parlato e da stasera il Presidente del Consiglio si attiverà affinché questo possa essere raggiunto. Aggiungo per ultimo anche un ringraziamento a Francesco Cossiga, che è stato il tramite di questo invito di Vittorio Sgarbi. Oggi è venuto da me, è stato da me a colazione, ascoltarlo è veramente una delizia perché è un aneddoto, un racconto, una storia, una fantasia dietro l'altro. Non so se tutto ciò che racconta sia vero, ma è certamente verosimile. Lui sa dire, narrare della sua terra sono storie veramente che ti prendono. Grazie Francesco, grazie a tutti voi. Non vos vale dalle gare santiga possessione. Non vos vale dalle gare santiga possessione. Una sorta di Sassari Forever, dall'ex presidente al ministro degli interni, il sindaco, il presidente della provincia. Ma sicuramente una gran bella riunione di cui siamo veramente orgogliosi che personaggi della nostra città come Francesco Cossiga siano stati padrini di questa iniziativa. Vittorio Sgarbi è anche lui ormai un habitué della nostra città, proprio perché... Non dimentichiamo anche Andy Warhol, l'altra mostra che avete messo in scena l'anno scorso. Partecipa all'attività culturale di questa città dandoci il suo supporto, la sua altissima conoscenza e perché no, la sua capacità di far risaltare argomenti, artisti, opere che altrimenti forse il nostro megafono non riuscirebbe a far giungere così lontano. Una bellissima giornata per la città, mi dispiace che si sia dovuta sopportare una certa blindatura della città. Questa non è colpa certamente delle autorità che ci hanno onorato, ma è colpa di quanti pensano di poter fare politica con le bombe e con la violenza. Padrone di casa di questa manifestazione, direi riuscitissima. Sì, grazie. Grazie per tutto, ma soprattutto grazie per la presenza di così autorevoli personalità che hanno dato lustro a una mostra di un grande artista che per Sassari, ma credo per la Sardegna tutta, è stata una mirabile scoperta. Un artista che si è fatto da solo e che ha mostrato attraverso le proprie opere di avere una padronanza e una capacità che è fuori dal normale. Un artista eccezionale e credo anche che il coronamento della mostra con tutte queste personalità sia la gratificazione più alta che si potesse dare ad un grandissimo artista. Ci hai creduto, avevi ragione. E continuo a crederci perché secondo me non è finita qua. Il prossimo nostro visitatore per me deve essere Bush, non dico qui al Macedo di Sassari, ma perché no al Bush o chi vince le elezioni di novembre? Cioè, adesso dico Bush o chi per lui, però se non qui, non voglio dire qui al Macedo, ma perché no al Metropolitan Museum di New York, ma per che cosa ci può fermare? Il Novecento sardo è di una forza assoluta, di una bellezza incomparabile. Noi siamo un'isola e come tale siamo stati isolati per troppo tempo, ma con queste aperture,
E una volta che abbiamo dato la cittadinanza della Sardegna a Vittorio Sgarbi, che è la nostra chiave, diciamo di passepartout, che ci fa entrare dappertutto, a questo punto non abbiamo più confini. Non è che ci stiamo montando la testa, ma è così. Quindi Cugusi, Biasi e altri artisti sardi del Novecento varcheranno l'oceano, il progetto Melchiorre Melis, Fancello, perché no? Tutti i nostri artisti del Novecento sono degni di stare nel Gotha mondiale. No, non è certo la Sardegna che li può fermare. Quindi ci stiamo lasciando con un appuntamento? Sì, un appuntamento. Io spero che con comunicatori come Gavino Sanna e propositori come Vittorio Sgarbi mi devi dire perché ci dobbiamo fermare. Non lo so, ci penso e poi te lo faccio sapere. D'accordo, allora ci vediamo al Metropolitan di New York in America. Paghi tu, eh? È certo che pago io, perché no? È una scommessa. Ma certamente persone come Vittorio Sgarbi che recuperano i più grandi artisti della Sardegna per lanciarli a livello nazionale sicuramente sono avvenimenti che ci devono far pensare molto. La Sardegna ha bisogno di persone come Vittorio Sgarbi che scoprono talenti nascosti della Sardegna e li riescono a lanciare a livello nazionale. È un'occasione molto bella per salutare i sardi, ma non è un addio, è un arrivederci, perché io spero di tornare a lavorare in Sardegna al più presto. E il segno stilistico distintivo di Brancaleone, che cos'è che lo rende grande? Lo rende grande la ricostruzione della grande tradizione italiana attraverso la conoscenza di Piero della Francesca, che è una cosa assai insolita per un pittore che sta a Sassari, poi viene a Roma, va a Milano, ma che ha una cultura da critico d'arte. Infatti conosceva il libro di Roberto Longhi su Piero della Francesca. E poi un'anticipazione della grande riscoperta di Caravaggio, che egli non poteva conoscere come lo conosciamo oggi, attraverso forse lo studio di Antonio Mancini. Quindi un pittore colto che prende i due più grandi pittori italiani del 400, Piero della Francesca, e del 600, Caravaggio, e li riproduce con un gusto moderno, novecentesco, in cui si sente l'aria dei film di Humphrey Bogart, si sente l'aria di Casablanca, si sente l'aria degli anni 30, però con una assolutezza, con una pulizia mentale, con una capacità di far vivere l'immagine che passa attraverso le fotografie che gli faceva ai suoi modelli. Oggi stesso ho capito, mi diceva uno dei modelli che è ancora vivo, non tanto per copiare la fotografia come hanno fatto molti artisti, ma per riposizionare il modello dove stava, per cui una personalità ricca di storia, di sensibilità storica e anche di senso della contemporaneità. Quindi credo che da questo viene fuori una figura, come dicevo, che non è certamente soltanto un pittore sardo, ma è un pittore italiano che va aggiunto ai grandi pittori del Novecento, insomma, quindi una riscoperta. Quanti Brancaleone destinati all'oblio possono essere? Beh, c'è per esempio in Abruzzo che si chiama Pandolfi, ogni tanto appare qualche pittore che per un verso o per l'altro viene riscoperto e che è stato un grande scultore che si chiama Romeo Gregori. Spesso l'essere dimenticati dipende dal fatto che muoiono nel momento sbagliato. Se uno muore come Romeo Gregori o come Brancaleone nel 42 o nel 43, non c'è più tempo poi, quando tutto riprende, la normalità ricomincia, per ricordarsi una situazione che è legata a un tempo. Quindi forse l'unica ragione non è che la critica non capisca, un critico che vede quelle immagini, quei quadri, non può non capire la grandezza di Brancaleone, semplicemente che non circolano, che rimane fuori dalla storia. Quindi ci sono molti autori che per un verso o per l'altro stanno ai confini della conoscenza e poi il destino può portarli, come è capitato in questo caso, di nuovo alla ribalta. Io voglio portare questo pittore a Milano e a Roma e lì avere Berlusconi che portare a inaugurare la mostra, avendo una doppia ragione, che gli piace e che viene anche con il ruolo di Presidente del Consiglio. Quindi questi due elementi sono molto utili, credo, perché il pittore incuriosisca, insomma, che poi la curiosità determina anche l'attenzione, la nuova attenzione critica. Insomma. Quali saranno i prossimi impegni in politica sui, se ci saranno personalmente? Io ho fatto un partito della bellezza e questo potrebbe essere. Got my tweed pressed, got my best vest, all I need now
my striped tie, got my hopes high, got the time and the place, and I got the rhythm. Now all I need's the girl to go with them. If she'll just appear, we'll take this big town for a whirl. And if she'll say, my darling, I'm yours, I'll throw away my striped tie and my best pressed tweed. All I really need is the girl. Tweed pressed, got my best, all I need now is the girl. Got my striped tie, got my hopes way up high. I got the time and the place and the rhythm. All I need's the girl to go with them. If she'll just appear, we'll take this great big town for a whirl. And if she'll say, my darling, I'm yours, I'll throw away my striped. Eccoci qua, vedi com'è meraviglioso, è fresco, sta bene. Best pressed tweed, all I read. Non sballe dalle gare santica possessione. Non sballe dalle gare santica possessione.